Come si sente ad essere convocato dal ministro Toninelli assieme a Brugnaro? Ma guardi, cioè, mi sento, nel senso che non esiste che a Roma ci dicano, in particolar modo dal Ministero di Toninelli, ci dicano che voglio mettere la tassa per pagare la gestione del Mose che costerà 100 milioni di euro all'anno. Quando lo dicevo io qualche anno fa sorridevano, quando dicevo che sarebbe costato 100 milioni, adesso è scritto nero su bianco. Io dico solo una roba, i veneti quell'opera non la riconoscono perché è un'opera dello Stato. Già abbiamo pagato un conto pauroso per il Mose che non è neanche un'opera della Regione, è un'opera dello Stato, la gestione se la faccia lo Stato, noi non tiriamo fuori un centesimo. C'è da dire inoltre che anche questo modus, questo metodo di convocare non va proprio in direzione delle tante richieste di legittima autonomia che il Veneto sta portando. Ma guardi, si mettano i miei panni in quello di 5 milioni di veneti che vedono un emendamento che dice la Regione deve mettere ogni anno 15 milioni di euro e per di più ci sarà una tassa per il Mose. E dall'altro dico, ma io non, scusa, siamo quelli dell'autonomia noi, cosa c'entra sta roba? Siamo agli antipodi, ci diano l'autonomia velocemente, poi parliamo anche di Mose.